meglio qua. Sì, qua sì, perfetto. Già che mi avvicino a me perché senti mezzi qua. Ditemi voi. Guarda, Fabio che batte i tempi. Sì, battiamo e... Dimmi quando posso partire. Possiamo andare? Ok. Buongiorno a tutti, siamo con Icon a Scomigo e stiamo assistendo a questa bellissima manifestazione che ha abbracciato il borgo, organizzata dai ceramisti di Scomigo, e appunto la ceramica in borgo, e siamo qui con il presidente dei piccoli ceramisti di Scomigo, Enzo Salvador. E ci racconti un po' di questa manifestazione, cos'è e come è nata l'idea? L'idea della manifestazione nasce per propagandare l'arte della ceramica, già che noi abbiamo una tradizione di ceramica che risale al 1958, quando il maestro Piero Marcon, credendo nella creatività dei ragazzi, ha portato un blocco di argilla in classe e ha detto: chi fa il miglior tema modella questo blocco di argilla. Nel corso degli anni ci sono stati dei vari avvicendamenti, il maestro purtroppo è mancato prematuramente e la sua testimonianza, il suo interesse per la creatività dei giovani è stata portata avanti dai suoi ex allievi. Oggi questi ex allievi insegnano a modellare l'argilla nel nostro laboratorio e noi cerchiamo di dare evidenza anche a altre realtà artistiche con questa manifestazione, dove abbiamo vari tipi di ceramica, vari tipi di lavorazioni, e quindi cerchiamo di ravvivare un po', diciamo così, oltre che la nostra storia, ravvivare anche questo interesse per questa arte, diciamo così, antica. Voi qua a Scomigo avete veramente fatto tanto, cioè il laboratorio che è aperto, si può partecipare con determinati orari, chiunque può partecipare. Poi avete fatto il percorso della ceramica, quindi avete abbellito il borgo con delle vostre opere. Adesso questa manifestazione, avete veramente reso questa frazione una sorta di piccolo paese a sé stante dedicato alla ceramica. E voglio chiedere una cosa. Sarebbe bello magari, appunto, vista l'importanza, anche la storia lunga di questa scuola di ceramica, visto tutto quello che fate, inserire maggiormente negli itinerari con gli anesi il borgo di Scomigo, aumentare la percezione di anche dei turisti che vengono anche dall'estero. Allora, innanzitutto possiamo dire che tutte le nostre manifestazioni e tutti gli interventi che abbiamo fatto finora in paese, ne abbiamo 21, tra grandi e piccoli, abbiamo sempre avuto la collaborazione dell'amministrazione comunale, quindi questo per noi è un vanto, prima di tutto. Poi abbiamo cercato di scrivere la storia del nostro territorio mediante dei murales di ceramica. Queste installazioni che si trovano distribuite sul paese, è possibile fare un percorso anche in bicicletta di 4 km, 4 km e mezzo per visitare le varie installazioni. Stiamo lavorando per realizzare questo percorso percorribile anche, diciamo così, con dei cartelloni, diciamo, illustrativi e con probabilmente anche un QR code dove uno, se si vuole leggere alcune informazioni basilari, ha la possibilità di accedere e fare questo percorso in collina scomighese. E la scuola di ceramica è nata appunto in una scuola elementare, e quegli studenti, quei ragazzini adesso sono diventati maestri e sono loro che stanno insegnando ad altri la tecnica. Vedete già intanto i futuri maestri? E cosa state facendo? Qual è il vostro desiderio per il futuro, anche per andare guardando avanti anche oltre 50 anni avanti da qui? Allora, l'auspicio è sicuramente che ci sia qualcuno che dà continuità al nostro lavoro, perché noi ormai siamo abbastanza attempati, anche se siamo giovani magari di spirito, però purtroppo è così. Abbiamo molti giovani che si avvicinano, poi per questioni personali legate a impegni familiari, professionali, si allontanano, ma chi ha abbracciato per un periodo di tempo l'arte della ceramica poi ha sempre questo desiderio di ritornare e di fare alcune cose. Fortunatamente abbiamo qualche giovane, e mi riferisco, non voglio far nomi perché poi mi dimentico qualcuno e va a finire che qualcuno si offende.
però abbiamo qualche giovane interessante, bravo, impegnato, che si dà da fare, e quindi per noi questo è motivo di soddisfazione e anche di speranza che le cose vadano secondo quelle che sono le nostre aspettative, cioè che ci sia una continuità. E ricordiamo di questi laboratori perché parlo io che li ho anche provati, sono una bella propria esperienza da fare. Si viene qui in un momento in cui Scomigo, diciamo, è più tranquilla di sera, e si prova quest'arte che è alla portata veramente di tutti, perché la ceramica, modellarla è qualcosa che possono fare tutti e può tirare fuori la creatività di ognuno. Allora, penso sia doveroso sottolineare un paio di aspetti. Innanzitutto i bambini della nostra scuola materna iniziano già all'età di 4-5 anni a modellare presso la scuola materna, seguiti dal maestro Gianni Darè, che segue poi anche i bimbi presso la scuola elementare. Quindi diciamo che fin da piccoli i bimbi cominciano a prendere confidenza con questa materia. Posso dire che nel corso degli anni, essendo stati seguiti, diciamo, ormai una ventina di corsi, 30 corsi annuali all'interno delle scuole, in ogni famiglia di Scomigo c'è almeno un pezzo di ceramica che ricorda, diciamo, questo passato dei bimbi, ma anche nostro della scuola. I laboratori sono aperti il lunedì, il mercoledì e il sabato pomeriggio, soprattutto per i bambini, per dare la possibilità ai genitori di accompagnarli qua. È chiaro che in questo periodo, e anche per poter seguire i bambini in modo corretto, c'è bisogno di fare una prenotazione, di scrivere un messaggio, diciamo, sulla nostra posta elettronica o telefonare alla nostra segretaria per, diciamo così, prenotare il corso. Il fatto di prenotare dà anche un vantaggio, perché così sappiamo quanti bambini, al massimo ne accogliamo 7 il sabato pomeriggio, e diamo la possibilità a tutti di poter realizzare un qualcosa, e quindi si portano a casa poi un ricordo una volta asciugato e cotto, fatto tutto il procedimento necessario. Ok, siamo in chiusura. Questa, ve lo diciamo, è una delle manifestazioni più interessanti dell'autunno coneglianese. Hanno tempo fino a questa sera, fino a che ora per visitarla? Fino alle 19:30. Fino alle 19 di stasera potete venire qui, se siete a vedere la Expo, se siete qua di dintorni, venite a vederla perché è una delle manifestazioni più belle dell'autunno coneglianese, e soprattutto venite a fare i laboratori di ceramica dei ceramisti di Scomigo, perché vi garantisco che sono un'esperienza illuminante. E buona domenica a tutti, grazie a Renzo Salvador. Grazie a voi e buona domenica a quanti ci hanno seguito. Grazie. Alla prossima con Econ.